Di nuovo in diretta la nostra edizione straordinaria, vi stiamo raccontando dalle 10 di questa mattina la drammatica situazione diventata tragica per quanto riguarda il maltempo che ha flagellato l'Ovest vicentino. Poco fa Carlo Inghilleri in diretta ci ha aggiornato purtroppo sulla notizia che non volevamo sentire, cioè che hanno trovato anche il corpo di Francesco Nardon, il 34enne di Valdagno, figlio di Leone Nardon, padre e figlio che erano dispersi dopo essere stati inghiottiti con la loro auto al Ponte dei Nori a Valdagno, dove è tornata dopo aver sentito il sindaco di Valdagno Valentina Visentin, che si trova con il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gio Formaggio. Valentina, allora è arrivata anche purtroppo la conferma della seconda vittima. Esattamente, proprio così, il paese è sotto shock. Qui sul Ponte dei Nori c'è un continuo via vai di persone che stanno venendo a vedere cosa è accaduto. Intanto i tecnici di Via Acqua sono arrivati e stanno cercando di ripristinare tutti i sottoservizi. Vi avevamo detto che manca l'acqua in alcune abitazioni perché la conduttura dell'acqua che passava attraverso il ponte è stata tranciata, quindi adesso i tecnici sono al lavoro per ripristinare l'erogazione dell'acqua nelle abitazioni che sono senza da ieri sera. Il ponte intanto, da questa inquadratura che sta facendo Federico Cibotto, che è leggermente più spostata rispetto a dove eravamo prima, si può vedere come, vedete, cadono ancora pezzi di terra in questo momento mentre stiamo parlando, perché ovviamente sottoposto a ulteriori sollecitazioni dei lavori il ponte continua a sbriciolarsi ed è davvero impressionante. Lo ricordiamo ancora le parole che ci ha detto il sindaco pochi minuti fa per la popolazione: state lontani dai corsi d'acqua, non passate vicino alle piste ciclabili, perché ovviamente la situazione è ancora molto rischiosa e le immagini riprese per adesso da Federico Cibotto lo dimostrano. Qui con me, come vedete, appunto c'è il consigliere regionale Gio Formaggio, che è arrivato per capire la situazione e anche per spiegare quanto è accaduto, visto che insomma la portata è una portata eccezionale, mai vista prima. Ma com'è possibile che un ponte possa crollare in questo modo? Ma intanto ringrazio, consentitemi di ringraziare il Genio Civile e i dipendenti della Regione e della Protezione Civile che si sono precipitati qui stamattina all'alba per capire e per cercare di mettere in sicurezza la zona. Sì, dalle prime ricostruzioni sembra sia ceduta la spalla portante, la soletta prefabbricata del ponte, perché qui c'è un salto d'acqua che crea dei vortici e appena si sposta una pietra o succede qualcosa è facile che parta un'azione che va a sgretolare la pila centrale. È un grande problema, perché ricordo insomma ci sono state anche 2 vittime e sono cose che non devono accadere. Le cose le aggiorno in diretta, consigliere. È stato ritrovato anche il secondo corpo, quindi parliamo non più di dispersi ma effettivamente di 2 vittime di questa ondata di maltempo, quindi il prezzo che sta pagando il Veneto è di 2 persone decedute, padre e figlio. Condoglianze alla famiglia, perché insomma morire in questo modo oggigiorno non è possibile e dobbiamo continuare a monitorare tutte le situazioni dove ci sono criticità idrauliche. Come Regione abbiamo fatto molto, ma dobbiamo fare molto di più, perché come si vede adesso non basta. Cosa si può fare? Perché vedete, parliamo, lo ricordiamo, di portate eccezionali di acqua, ma per tutelare i nostri corsi d'acqua è necessaria anche una manutenzione. È necessaria una manutenzione, infatti ci sono delle proposte di legge e Fratelli d'Italia la sta portando avanti da tempo, dove non si può più, per inseguire gli ambientalisti e i verdi che non ti lasciano toccare il gretto del fiume, non ti lasciano portare via la ghiaia, non ti lasciano tagliare le piante dove serve. Non è più possibile andare avanti così, bisogna essere più decisi, perché c'è di mezzo la vita delle persone, come dimostra questo caso.
Grazie mille allora al consigliere regionale Gio Formaggio, che resterà qui immagino ancora per monitorare la situazione, perché dalla regione c'è massima attenzione. Fra poco dovrebbe anche parlare il presidente Zaia da Marghera per fare il punto, ma comunque come regione rimarrete qui tutta oggi. Sì, ringrazio, mi lasci ringraziare ancora i tecnici che si sono precipitati subito e resteranno qua finché non hanno capito cosa è successo. Valentina, grazie allora al consigliere regionale Gio Formaggio. Valentina, sì, se puoi ancora tenere un attimo il consigliere regionale, visto che parliamo di regione, c'è anche da ripensare. Un attimo. Sì, riacchiappalo se possibile, perché abbiamo parlato fino adesso con i sindaci, vorrei sentire anche un consigliere regionale su un altro tema, oltre a quello che diceva lui, e cioè il tema del consumo di suolo, perché questo poi è alla base di tante situazioni. Come intervenire in modo ancora più ficcante rispetto alla legge del consumo del suolo zero? C'è da fare qualcosa in più? In merito alla legge sul consumo di suolo zero c'è qualcosa che si può fare in più? Perché ovviamente parliamo di fiumi, ma parliamo di problemi anche legati al consumo del suolo. Ma allora, ritorno, scusate se parlo di politica, ritorno che la sinistra ambientalista continua a dare la colpa soltanto ed esclusivamente al consumo del suolo. Il Grande Veneto è un Veneto che è una delle regioni più industrializzate di tutta Europa, quindi il consumo di suolo non è che ci inventiamo di consumare il suolo per chissà cosa, facciamo capannoni, fabbriche, strade, cose che servono per tenere alto il PIL del Veneto. Quello che dobbiamo invece far capire è che abbiamo il consumo del suolo, sappiamo che c'è, dobbiamo tenere i fiumi in una maniera, i fiumi e tutte le idrovie in maniera perfetta, senza più leggi e leggiuncole che ci legano le mani per poterli pulire, per poterli tenere monitorati e per intervenire su piante, detriti e tutto il resto. Questa, Nicola, dunque la posizione del consigliere regionale Gio Formaggio in merito al tema del consumo del suolo, che ovviamente è ovviamente correlato alle problematiche quando si parla di maltempo, di allagamenti, di alluvioni, che purtroppo, come ci insegna il cambiamento climatico, sono sempre più frequenti anche nella nostra regione e lo dimostrano le nostre dirette. Spesso siamo qui a raccontare quello che accade e purtroppo, come nel caso di oggi, anche a contare tristemente 2 vittime. Da Valdagno è tutto, noi ci spostiamo, adesso andiamo a cercare di capire, di vedere se riusciamo a mostrarvi la frana che ha interessato e che ha portato all'evacuazione di un nucleo familiare di 8 persone. Intanto la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Dunque, ricapitoliamo la situazione. Abbiamo Valentina Visentin che adesso da Valdagno, scusate, dove si è ricollegata al Ponte dei Nori con il crollo, la voragine che ha inghiottito Leone e Francesco Nardon, uccidendoli purtroppo, si sposta in una zona dove una frana ha colpito diverse abitazioni, una in particolare. La nostra Vanessa Banzato con Alessandro Costacurta ancora in zona Requaro per altre frane, mentre Carlo Inghilleri, che ci ha in diretta raccontato sia del ritrovamento di Leone Nardon che purtroppo del ritrovamento anche del figlio Francesco, si trova in zona Brogliano, perché anche quella è un'altra zona colpita, Brogliano, Arzignano, Cornedo Vicentino. Possiamo anche far vedere le immagini di ieri sera, ecco, di Cornedo Vicentino sono proprio queste, della piena scusate. E mentre fra 20 minuti circa alla sede regionale della Protezione Civile del Veneto a Marghera il presidente della regione, scusate, Luca Zaia, farà il punto della situazione, quindi in tempo reale per capire cosa si sta facendo nei punti più critici, nelle zone più critiche. Ovviamente si tornerà a parlare delle 2 vittime. Vi rileggo quello che aveva scritto una nota di qualche ora fa, appena saputa anche, ancora c'era la notizia dei padre e figlio dispersi, non c'era purtroppo ancora la conferma della morte dei 2.
Esprimo il mio cordoglio, ha scritto Zaia, in queste ore alla famiglia e alla comunità di Valdagno, che in questo venerdì santo viene colpita tanto duramente da un'ondata di maltempo eccezionale per violenza e quantità di pioggia caduta. Ringrazio la Protezione Civile regionale, il Genio Civile e tutti i volontari e gli angeli del soccorso che in queste ore stanno lavorando nella Valle del Lagno e nelle aree colpite da maltempo. Il Genio Civile di Vicenza in particolare ha aperto in serata le casse di espansione di Montebello, Trissino e Caldogno, l'abbiamo ricordato più volte in corso di questa mattinata, per contenere la piena del Bacchiglione. Ancora una volta queste opere di difesa del suolo hanno salvato il Vicentino dalle conseguenze del maltempo, ha concluso Zaia. Sottolineo, solo per far comprendere la portata dell'evento meteo, che sono caduti in media oltre 100 mm di pioggia sull'ovest vicentino, con picchi a Valli di Il Pasubio 134 mm e a Staro 191 mm. Zone e terreni che da lunedì avevano assorbito già 70-120 mm di acqua. È il tema anche della pioggia costante, non solo della bomba d'acqua. C'è anche una nota del senatore di Forza Italia Pier Antonio Zanettin, che è vicentino, che scrive: apprendo con sgomento e dolore del ritrovamento del corpo di Leone Francesco Nardon, deceduto mentre insieme al figlio. Un'altra nota precedente alla conferma della morte anche del figlio. Stavano cercando di raggiungere le aree del Vicentino colpite da maltempo per prestare soccorso alle persone in difficoltà, un gesto eroico pagato con il prezzo più alto, per il quale non possiamo che rendere loro omaggio con rispetto e profonda gratitudine. La mia vicinanza, dice Zanettin, alla famiglia e a tutta la comunità di Valdagno per questa drammatica perdita. Così il senatore vicentino scusate, Pier Antonio Zanettin. Fra poco, lo dicevamo, il presidente Zaia farà il suo punto dalla sede della Protezione Civile regionale intorno alle 12. Vi faccio vedere anche questa immagine che mostra le quantità di acqua che erano cadute in queste ore nella zona colpita. Vedete in rosso quali sono stati i punti più colpiti. Per quanto riguarda Lagno, una piena di questo tipo non si vedeva o non si è mai vista da quando esiste il rilevamento delle piene, quindi pensate da quanto tempo. Nella storia recente mai una situazione del genere, ce l'ha detto il sindaco di Valdagno in diretta con Valentina Visentin. Questo per ricordare il carattere di straordinarietà della situazione. E purtroppo ci stiamo abituando a questo carattere di straordinarietà. Vediamo se abbiamo di nuovo Carlo Inghilleri, che forse fra poco chiede la linea. Carlo Inghilleri si trova a Brogliano. Scusatemi un attimo, non abbiamo ancora Carlo Inghilleri a Brogliano. Vediamo se ci sono altri aggiornamenti dall'ANSA o dai siti. Peraltro stiamo raccontando di quanto accaduto nel Vicentino, nell'ovest vicentino, nella Valle del Lagno, che ha ovviamente colpito tutti, ma non dimentichiamo cos'è accaduto a livello nazionale. A livello nazionale nel nord-ovest della nostra penisola. Vedete, la Repubblica apre proprio con il ritrovamento, tolgo se riesco, il ritrovamento dei corpi di padre e figlio caduti nella voragine di Valdagno, ma questa per esempio immagine dei vigili del fuoco racconta di quanto stava accadendo. Se riesco a farla partire, non riesco a farla partire, di quanto stava accadendo nel Piemonte. Come sapete, in queste ore il racconto del dramma e dell'alluvione riguardava soprattutto il nord-ovest d'Italia, il Piemonte, la Valle d'Aosta, anche la Liguria. E sembrava che il Veneto potesse scampare questa situazione, invece poi purtroppo
non è stato così, anche se, diciamolo, fortunatamente ha colpito solo una zona del Veneto, ma in che modo l'ha colpita purtroppo, e cioè l'Ovest vicentino, e dobbiamo contare 2 vittime del maltempo. 2 vittime del maltempo non si contavano da tempo. Le ultime vittime del maltempo in questo numero credo, se la memoria non mi inganna, ci riportino alla tempesta Vaia. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere questo video dei Vigili del Fuoco che si trova nel sito di Repubblica. È un video realizzato dai Vigili del Fuoco di un automobilista bloccato dall'auto sommersa dal fango e il salvataggio con l'elicottero nel torinese. Vediamo se riesco a vederla, a farvela vedere. Eccola qua. Questo nell'area del torinese, l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno salvato una persona che si trovava sul tetto dell'auto completamente sommersa dall'acqua, quindi un'auto isolata dall'acqua e dal fango, e i Vigili del Fuoco nel torinese che hanno appunto salvato questa persona. Incredibile queste immagini, che si era messa in salvo sul tetto dell'auto ormai ricoperta da acqua e fango. Questo anche per ricordare lo straordinario lavoro dei Vigili del Fuoco, oltre che della protezione civile. Vediamo se c'è qualcuno da Vicenza. Non c'è più Carlo Inghilleri, ma Daniele Garbin che può darci qualche informazione su Brogliano. Vediamo se riusciamo a collegarci con qualcuno. Dunque, ieri vi stavamo raccontando nel pomeriggio di ieri di quanto stava accadendo nel Veronese, con danni soprattutto da vento che avevano portato anche a questa tromba d'aria, la vedete nelle immagini. Questa era l'area più colpita nelle prime ore del pomeriggio. Dopodiché stavamo monitorando con le nostre notizie quello che accadeva nella Marca trevigiana, e poi cominciavano i primi problemi nel Vicentino, che poi si sono moltiplicati a dismisura fino a portare alle violente grandinate, agli smottamenti e alle frane, ai fiumi che si ingrossavano in modo impressionante. Con le immagini, torniamo alle immagini da Cornedo, ad esempio, le immagini che abbiamo visto sui social o che ci hanno girato i telespettatori con le immagini. Ecco, queste sono immagini da Cornedo. Questa era la situazione, mentre poi si è palesata a Valdagno quella tragedia. Le auto che passavano sulla strada del Ponte dei Nori a Valdagno, auto che passavano, c'era una coppia, padre e figlio, Leone e Francesco Nardon, 64 anni, 34 anni, che si stavano recando nella zona della Protezione Civile, nella sede della Protezione Civile, per portare il loro contributo. Per questo il senatore di Forza Italia Zanettin li chiama eroi. Volevano portare il loro aiuto i tanti volontari, e purtroppo si sono trovati in questo punto che vedete nel momento in cui cedeva la strada e la loro auto, una Fiat Ulisse, veniva inghiottita dal tumultuoso scorrere di acqua e fango, scomparsi alla vista. Non pare ci fossero testimoni, abbiamo letto precedentemente, pare non ci fossero testimoni, non ci siano testimoni diretti di quanto accaduto, ma le telecamere del videosorveglianza della zona dei carabinieri avrebbero ripreso il momento in cui la strada cedeva e l'auto scompariva nei flutti dell'acqua. Subito ovviamente è iniziata la ricerca
dei Vigili del Fuoco, quando ci si è resi conto che non si trattava soltanto di un gravissimo e pericolosissimo smottamento, di un crollo, ma di qualcosa di più, di un dramma, del dramma di due persone che erano trascinate via dalla piena, notte di ricerche, di super lavoro anche e non solo per dare aiuto alle persone in difficoltà con i loro disagi, ma anche per cercare ovviamente papà e figlio, Leone e Francesco, chiaramente anche con l'aiuto dei droni ovviamente per cercarli. Chiaramente mano a mano che passavano le ore diventava sempre più complicato sperare che si potessero trovare in vita, ma la speranza e la volontà dei soccorritori è sempre quella di riuscire a portare delle buone notizie ai familiari che sono ovviamente in attesa, in angoscia, e non possiamo che immaginare l'angoscia della famiglia di Leone e di Francesco Nardon, che hanno atteso per ore quanto stava accadendo. Ebbene, notte di ricerche, speranze sempre più flebili, fino a che non si è arrivati al primo ritrovamento poco dopo le 9 al bacino di eliminazione di Trissino del corpo di Leone Nardon, nato a Schio, residente a Vallagno, e poi la ricerca che continuava del figlio. Anche qui la speranza che restava, ed è la speranza che si è chiusa poco dopo, ci diceva Carlo Inghilleri, sempre lungo il corso dell'Agno, mentre il corpo di Leone è stato trovato a circa 10 km da questo punto, dal punto che anche Valentina Visintin ci ha mostrato diverse volte questa mattina. Il corpo del figlio Francesco è stato trovato a qualche centinaio di metri da quello del padre, purtroppo senza vita, e quindi non c'è stato altro da fare che predisporre il recupero delle salme, e in questo momento ovviamente immaginiamo le comunicazioni ormai alla famiglia e il mesto ritorno delle salme verso l'obitorio. E questo dunque è la chiusura tragica di una notte e di una serata drammatiche, con un'alluvione, con una criticità che porta questa volta non solo a danni, e saranno tanti, decine di milioni, ha detto il presidente della provincia di Vicenza Nardin a spanne, ma purtroppo anche due croci, 2 vittime non le si contavano da tempo in Veneto. Andiamo da Vanessa Banzato, che è sempre a Recoaro. Buongiorno Vanessa, fra pochissimo tieni pure la linea, la teniamo fino a che non andiamo in pubblicità, per poi trasformare la nostra edizione straordinaria in una prima edizione, ma ripartiremo dal maltempo perché alle 12 inizierà il punto stampa di Zaia. Allora Vanessa. Ecco, ci troviamo, come avevo anticipato poco fa Nicola, all'interno del COC qui a Recoaro, ed è sempre con me il sindaco Cunegato. Sindaco, facciamo un po' il punto generale della situazione qui nel territorio comunale. Beh, allora stiamo monitorando un po' tutto. Gli interventi che erano alla via Asilo e Contrada Camonda sono quasi ultimati, che possiamo dare l'accesso alla viabilità a chi ci abita, perché fino a qualche ora fa erano chiusi dentro nelle proprie case e non potevano neanche uscire. Stiamo monitorando un po' tutto il territorio, perché i problemi ne stanno nascendo ulteriormente, perché poi scarichi da ripulire, tutta una serie di cose. Abbiamo passato adesso anche a chi ha avuto un problema proprio ieri sera, siamo andati a chiedere se hanno avuto dei problemi personali. Sembra che non abbiano avuto problematiche o danni. Ecco, adesso dobbiamo anche valutare e approfondire la questione anche danni che possono aver avuto i privati, perlomeno per essere vicini, perché poi dopo non è che sia sempre così semplice. Ecco, poi dicevo, siamo andati a vedere anche lì la viabilità. Mi auguro che entro il pomeriggio riaprano la provinciale, perché sennò non siamo scollegati completamente.
E io mi auguro che non ci siano altre novità, perché poi, l'ho detto anche prima, le novità possono accadere anche dopo, perché i smottamenti non è che si fermano qua. Ecco, speriamo che il tempo ci aiuti un attimo, ecco, però... C'è anche da mettere sul piatto anche la questione dei tombini, diceva che saltavano. Sì, praticamente si è scaricato il mondo anche su vallette che hanno intasato i tombini, e lì adesso bisogna riaprire tutto e fare interventi. Adesso si parlava anche sulla valletta che abbiamo visto qui sotto, che anche lì poi hanno scaricato di tutto, perché c'è anche come dire, chi ha utilizzato come punti di scarico e non, ecco, e lì ci troviamo gomme, un po' di tutto, purtroppo fa parte del passato, ma quando accadono queste cose qua tutto esce dal terreno che era mai nascosto, mimetizzato, però adesso si è mosso e ha creato anche i problemi oltretutto. Nel suo comune si parlerà di diverse migliaia di euro di danni, se non addirittura milioni, come sentivamo anche poco fa il collega che appunto riprendeva il presidente della provincia Nardin, che parlava di decine di milioni di euro di danni. Si fa presto purtroppo, un intervento minimo sono sempre 200-300 mila euro per fare qualcosa che messa in sicurezza. Adesso anche qua faremo un po' una valutazione, dovremo presentare il conto, come dire, no, alla protezione civile regionale. Io mi auguro che la regione sia, ma lo è sempre, insomma, disponibile, e quello che dicevo, accennavo anche poco fa, dobbiamo anche avere un certo ristoro economico, perché altrimenti noi non ce la facciamo. Ecco, questo Vanessa, è il problema devo più chiedere grave. la linea, devo andare in pubblicità. Ecco, tra l'altro Nicola, c'è anche il presidente Zaia tra pochissimo, quindi vedremo, ecco, quali saranno i risvolti di questa situazione davvero difficile. Nicola. Grazie Vanessa, grazie Alessandro Costacurta, grazie al sindaco. Pubblicità, ripartiamo dalla prima edizione e fra pochissimo Zaia.